vacanze di studenti di università, non è lavoro, non è lavoro. Ma sì, non è una fatica, ma io come ripeto, non è una fatica perché comunque eri giovane, 19 anni, la fatica di 19 anni non si sente. A me sono anni, ma per parlare facevo tutto facilissimo, prima cosa bene. Per esempio, quando io dovevo parlare ai farisei, lui mi diceva, immagina che i farisei, io lottavo clandestinamente contro Franco in Spagna, e dunque mi diceva, immagina che i farisei sono la progressività franchista. Allora mi arrabbiavo immediatamente, non c'era bisogno di fare nient'altro. Era tutto così, fare un rapporto sempre tra quello che era la mia vita reale e quello che dovevo fare davanti alla Camera. Bene, insomma, posso fare una domanda? No, non può parlare. No, come moderatore sei io. Scusa, non è educato. Scherzo, guarda. Vorrei solo sapere una cosa, vista la tua militanza dell'epoca, insomma, iscritto al Partito Comunista, antifranchista, quando hai visto la dedica a Giovanni XXIII? È stato un colpo, ma questo ha da vedere anche con tante discussioni che avevamo, ne parlo io, quasi tutte a casa del Saponante, via del Lavorino 46 a Roma, dove lui per esempio diceva una volta non soltanto che noi eravamo in Spagna tanto fortunati perché si poteva ancora identificare il nemico, e questo mi arrabbiava molto. La risposta classica era per esempio dirgli che secondo lui allora, i prigionieri di Birkenau, di Auschwitz erano tanto fortunati perché identificavano nelle SS il nemico, non eravamo per niente d'accordo. Vicino a quello mi diceva che la Guardia Civile, come carabinieri in Italia mi pare, che la Guardia Civile loro erano il vero popolo, quelli che erano diventati membri della Guardia Civile erano i proletari morti di fame, quelli che non avevano nessun'altra opportunità, dunque quello che bisognava vedere nella Guardia Civile era quello. E io, no, per me quello che bisognava vedere nella Guardia Civile era il corpo, che era il braccio armato della classe dominante. Dunque, lui dedica il film a Giovanni XXIII, che è il Papa. Allora, nel primo momento, sì, non ho capito bene quello che voleva fare, ma ho visto che un anno dopo, nel 65, quando era già Papa Montini, Paolo VI, volevano che Paolo Pasolini andasse a trovare il Papa e lui ha detto di no, che con la Chiesa non aveva niente da fare. Dunque non mi preoccupa più. Era il Giovanni XXIII, Guardia Civile, perché veniva dal popolo. Il Papa che aveva aperto le conversazioni tra cattolici e marxisti, non era soltanto il